fortissimi le immagini che vi giungono dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata, provincia di Agrigento. Questa è Camarat Trebisacce, il ritorno della semifinale dei playoff nazionali del campionato di eccellenza. La rimessa del numero 6 del Trebisacce risulta corta, colpo di testa da parte di Leonori, e questa, se vogliamo, è la prima palla gol della partita. Tommaso Heredia per la corsa di Agustin Leonori. Lungolinea Cruz, posizione regolare, la riceve, la va a calciare direttamente, palla fuori. Scade adesso la mezz'ora qui al Vito Di Marco, fischia l'arbitro, Pane alla battuta dalla bandierina. Pallone che spiove in mezzo, il Camarat è ad un gol dai supplementari. Sulla palla c'è Castro, fischia l'arbitro, Castro la fa spiovere, Dolenti in qualche modo la tiene con il brivido, riempie ancora l'area. Guadalupo con le mani nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Mirabelli e la smanaccia fuori dallo specchio Cautela. Ad un passo dal 2-0 il Camarat. A sinistra Curatelo, centrali Lamberti Sbrissa, in mezzo al campo Castro a dettare i tempi del gioco, ma attenzione qua il Camarat che recupera con Osvaldo, conclusione alta ma subito squillo del Camarat. Poi Julian Leonori, scarico indietro, Agustin Leonori scivola, va a calciare, deviato e arriva il gol del Trebisacce, il pareggio ancora con la firma di Agustin Leonori, la stessa della gara di andata, e allora si complica maledettamente su Agustin Leonori che va a puntare, va il numero 7, passa dal centro, Juan Heredia, conclusione ancora deviata e deve intervenire in calcio d'angolo ancora con una conclusione deviata. Bravo Dolenti stavolta. Lupo, Osvaldo, scodella ma viene stoppato il suo cross di Romana. Guadalupo si gira, la fa scendere, Guadalupo sul fondo di nulla, ha soffiato Cautela per farla uscire. E lancia dove c'è Pierce di testa, ha provato a sorprendere Cautela, non è stato fortunato. Cuffaro, palla per i via centrali, Osvaldo la fa passare, arriva Pereira che colpisce in pieno Lamberti, il quale poi spazza, poi Baio di testa a rialimentare. Osvaldo, palla in avanti, Pierce, la sponda, Pisciotta è ancora vivo il Camarat, il gol di Pisciotta, non era riuscito a fare quasi nulla nel corso della partita, tocca la palla più importante, quella del 2-1. La rimessa su Pane, anzi su Ledesma, poi pallone scodellato in mezzo, Pierce anticipato, c'è Pisciotta, finta, ancora Pisciotta contro Curatelo, il cross, Mirabelli 3-1. De Giacomo che era entrato nel secondo tempo. Qui intanto palleggio di Heredia, Leonori, palla fuori, cerca Pierce, lo trova, Osvaldo, palleggio, palla per Pierce, la giocata su Lamberti, Pierce, altra giocata, va giù, non c'è niente, secondo il direttore di gara, rimane a terra però Pierce, ma è rimessa laterale. Pereira controlla a seguire, Pierce cerca di far viaggiare Pisciotta, c'erano 3 maglie giallorosse, poi Pereira! La palla non scende a sufficienza, in qualche modo la tocca, Pierce la insegue, la mette in mezzo, Pereira non arriva, Osvaldo, il salvataggio di Lamberti, calcio d'angolo, allontana Lamberti, un campanile, l'arbitro dice che i 5 minuti di recupero sono diventati 2 e allora calci di rigore. Dolenti contro Cautela, fischia l'arbitro, Dolenti, Cautela ma entra, Pompameo contro
Dolenti, settimo rigore Trepisacce, fischia l'arbitro, pompa Meo Dolenti, settimo rigore Camarat, Baio contro Cautela, fischia l'arbitro, Baio! Il Camarat continua la scalata, i Montanari continuano a inseguire la vetta, è finale, è storia a Cammarata, il Camarat è in finale nazionale dei playoff di eccellenza e sarà derby siciliano contro l'Avola, ma è pandemonio al Vito Di Marco.